43 eventi nel 2023, 15 milioni stanziati solo per quest'anno. Sardegna isola dello sport, assessore Chessa. Sì, sempre di più un'isola dello sport. 15 milioni sono solo per il 2023, che sono gli eventi di questo anno, ma in 3 anni abbiamo 41 milioni di investimento a favore di questi grandi eventi nazionali. È un investimento perché la ricaduta economica che danno questi eventi sportivi, basta sentire le dichiarazioni di chi organizza, è di portata mediatica senza precedenti. Pensate che ogni euro speso ne produce almeno 7,5 e anche di più. Quindi l'investimento è a favore dell'economia della crescita della Sardegna, di tutti i sardi. Soprattutto c'è un grande investimento sulla promozione della destinazione Sardegna. Sempre di più Sardegna, sempre di più crescita del PIL turistico grazie alle presenze e all'indotto che crea e che genera lo sport. Ecco, ci sono tutta una serie di sport, anche quelli diciamo che forse erano poco conosciuti ma che attirano tantissime persone. Assessore Chessa, lei da titolare del turismo cosa sente di dire per fare in modo che comunque la Sardegna sia sempre più anche collegata? Gli eventi attirano la gente deve anche arrivare. Sì. Tra aerei e navi, insomma. È chiaro che delle difficoltà sui trasporti sono conosciute a tutti e sono storiche. Da ottobre e da marzo abbiamo sempre avuto qualche difficoltà. Poi da aprile in poi, grazie a Dio, che si risveglia la Sardegna, si risvegliano i collegamenti e l'accessibilità. Ciò non toglie tutte queste cose, poi pian piano vengono superate, la gente comunque arriva in Sardegna, la crescita del PIL turistico e delle presenze, grazie a Dio, è sempre più avanti in questi ultimi 4 anni rispetto a tutta l'Italia. Lo sport è un indotto importante, ci ha permesso di crescere, basti pensare che settembre-ottobre 2019, settembre-ottobre 2022 abbiamo avuto una crescita del 16,83% in più. Lei prima ha detto, soprattutto poi per i nostri giovani, perché non gli si può dire restate in Sardegna se non c'è lavoro, ma anche se non lo si crea, magari col turismo. Il turismo è una grande opportunità, non si vive di solo turismo, ma il turismo è un indotto che non abbiamo mai sfruttato appieno. Dobbiamo saper convertire ciò che ha fallito negli anni e convertire dall'industria chimica all'industria del turismo. Oggi il PIL del turismo è una grande possibilità. Abbiamo un problema storico che è lo spopolamento. Dobbiamo riportare alla Sardegna delle opportunità. Tante sono le opportunità che abbiamo e che dobbiamo crederci. L'offerta turistica e le offerte turistiche le stiamo cambiando, le stiamo proponendo, stiamo puntando sul turismo religioso, sui cammini spirituali e il cammino lento, il turismo archeologico, il turismo sportivo, il turismo enogastronomico. D'altronde siamo l'isola dei centenari, qui si vive più a lungo che in tutto il mondo, qui c'è l'ambiente e c'è il buon mangiare. Tutte queste cose vanno promosse e raccontate. Noi abbiamo storie vere, storie autentiche, promuoviamo unicità, non competizione. Lo sport è un mezzo di comunicazione importante per raccontare la nostra storia millenaria e identitaria. Una battuta finale, la Pasqua arriva prima, poi insomma già si parla d'estate, la prima senza davvero più nessun tipo di restrizione. L'anno scorso 15-16 milioni di presenze, ci arriveremo anche quest'anno? Quest'anno io credo che supereremo il 2022. Abbiamo già fatto un anno dal record, ne faremo altri. La Sardegna è sempre più destinazione, richiesta, è una regione bellissima, unica. Noi abbiamo il piacere, l'onore di essere sardi, di abitarci. Ecco, però la Sardegna è un'isola tutta italiana, quindi apprezzatissima, è sempre più richiesta, sentite la vostra e rispettata, così come rispettano la nostra cultura. È importante capire che qui in Sardegna si può vivere tutto l'anno. Questa è la sfida che dobbiamo vincere, un'isola tutto l'anno.